Assessore alla cultura del comune di Portoviro, Maria Laura Tessarin, parliamo della querel di questo periodo, di questo momento. Ricordiamo, l'opposizione del comune di Portoviro ha contestato il fatto che avete chiamato per una rassegna teatrale un paio di importanti autori, Scanzi e Vittorino Andreoli. quindi siamo veramente a due pesi massimi della cultura italiana, e qualcuno ha parlato che avete speso troppo. Proviamo a chiarire quanto costerà, soprattutto anche perché i numeri che abbiamo sentito e visto forse non corrispondono alla realtà, e quindi chi meglio dell'assessore che ha gestito il tutto può dirci la verità. Allora, Leandro, la verità è come sempre solo una. Intanto dispiace ci sia stata una polemica proprio su questo, perché è una polemica che nasce da informazioni scorrette. Questo è quello che fa più dispiacere. È giusto che ci sia un'opposizione, è sacrosanto che ci sia un'opposizione. Io stessa sono nata politicamente in questo comune facendo opposizione, però bisogna dire le cose come stanno, basta documentarsi. La documentazione è sempre a disposizione di tutti. C'era una delibera, l'abbiamo pubblicata anche su Facebook dopo appunto il pungolo così della minoranza, e l'informazione che esce: 20.000 euro per Andrea Scanzi. Intanto no, tu hai detto benissimo, hai anticipato, gli autori saranno due: Andrea Scanzi e il professor psichiatra neurofarmacologo Vittorino Andreoli. Però guarda caso è stato dato, no, è stato messo l'accento su Andrea Scanzi. Perché è di sinistra, perché è vicino ai 5 Stelle, ma chi se ne frega. Io direi a un certo punto, ti dirò, ho voluto chiamare Andrea Scanzi e invitarlo, che peraltro è già venuto a Portoviro, quando mi occupai io della rassegna teatrale nel 2014, e venne in Palazzetto dello Sport con un bellissimo spettacolo sempre dedicato a Fabrizio De André, perché lui è un grandissimo estimatore del cantautore, in collaborazione con Giulio Casale, che è un cantautore pazzesco, e avevano portato questo spettacolo che è girato per tutta l'Italia, Le cattive strade, dedicato proprio a Faber. 20.000 euro non sono stati spesi assolutamente, e la delibera la puoi guardare anche tu, per i due autori che verranno qui attraverso Fondazione AIDA, con i quali abbiamo già collaborato diversi anni, costeranno 10.300 euro, tutti e due, più IVA. Ovvio che c'è l'IVA, che adesso non ti so quantificare, ma saranno 2.000 e qualcosa. Approfittate il giro, dice. Esatto, e poi Leandro, come sai bene, organizzare un evento ci sono spese per la promozione, il materiale pubblicitario, la divulgazione, la comunicazione, la sicurezza, il service audioluci, la pedana, probabilmente ci sarà una pedana, insomma. È uno spettacolo vero e proprio, insomma, quindi dobbiamo creare anche il contesto giusto. Se tu metti insieme tutte queste spese non arrivi comunque a 20.000, ma arrivi a 16.000 e 4, 5, adesso mi trovo impreparata perché non ho qua i documenti sott'occhio, però quindi non sono 20.000 euro per un autore, ma insomma bisogna dire le cose come stanno. Dispiace per la scorretta informazione, perché i cittadini si meritano sempre la verità. Ecco, si parlava anche di un contributo eventualmente che potreste ambire, e comunque non è ancora a terra, diciamo, però anche un contributo di 8.000 euro che sconterebbero sui famosi 16.000. Quindi... Esattamente, attraverso l'ufficio cultura, che è sempre anche pronto a capire quali sono le modalità per fare le cose magari anche con un aiuto che non fa mai male. Attraverso la legge 49 noi possiamo fare richiesta di contributo e chiedere il 50% per un evento culturale, se l'evento ha tutta una serie di requisiti, che è ad esempio la storicità, no? E Portoviro Incontra ha una storicità perché prima di me, insomma, Maura Veronese ha organizzato questo tipo di iniziativa culturale, e poi insomma altri requisiti che riteniamo di avere. Ovviamente abbiamo fiducia che la Regione risponda positivamente e che comprenda il valore culturale e comunitario di questa iniziativa, quindi se siamo un pochino fortunati riusciamo a recuperare la metà delle spese, che sono 16.005 mi pare, IVA compresa. Le date ci sono già, perché insomma ci siamo messi dietro abbastanza presto, perché sarà una rassegna abbastanza complessa da organizzare. Il 18 giugno, che è un giovedì, ci sarà appunto il professor Vittorino Andreoli, che presenterà il libro I paradossi dell'essere,
E il 25 giugno ci sarà, sempre un giovedì, ci sarà appunto Andrea Scanzi con questo bellissimo libro su Fabrizio De André.